Elvira, ma salute Elvira, dopo la figlio. Ok, ciao. Amore, bravo. Gerardo! Ah! Gerardo! Riccardo! Facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. E a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo Gesù contatta davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: Non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per lavoro a un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Sarata, perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene infatti che gliel'avevano consegnato per invidia, mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: Non avere a che fare con quello giusto, perché oggi in sogno sono stato molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato. Ma allora, che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero. Sia crocifisso. Ed egli disse: A che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: Sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
con la morte del tuo Figlio ci fai passare dei beni in cui crediamo, fa che per la risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Riceviamo la benedizione. Dio che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, ti faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie a Dio. Buona domenica e buona settimana santa. Sei nel paese dove ti ha cresciuto, Isca ti ha dato non i Natali, ma ti ha dato una ragazza. Auguri, auguri. Rimarrai, vedi, con questo rimarrai nella storia per 2 milioni di anni. E per chi non lo conoscesse, il professor Rosario Miriello, già sindaco di Isca, imprenditore di autocorriere, grande e instaccabile lavoratore, che si possa godere una grande pensione. La bandiera va anche il palo che sei tu il palo. No, non lo so. Bontà vostra, bontà vostra. Buona Domenica delle Palme.
No, e io li me li sono presi che passa con le lacrime. Emanuele, dai, vieni che andiamo a Roma, che ci andiamo a cambiare, dai. Manu, andiamo. Non puoi andare tutti lei. Su YouTube ne ci vediamo. Dai, andiamo, dai. E qua, papà.